Non è ancora stato ritrovato il 46enne di Burano disperso nelle acque della laguna. A lanciare l'allarme alle forze dell'ordine era stata la moglie, verso le 2 di notte, preoccupata perché il marito, di professione elettricista, era uscito la mattina col barchino come ogni giorno senza più rientrare. Si erano sentiti l'ultima volta verso le 19:30, poi il peggioramento delle condizioni meteo avrebbe indotto il 46enne a scegliere una strada alternativa. Il suo cellulare ha agganciato una cella telefonica nella zona del canale di Tessera che copre anche l'area di Murano, una zona compatibile con l'itinerario che avrebbe dovuto percorrere. Poi però il vuoto. Il barchino è stato trovato incagliato all'inizio del canale di Tessera, in secca. È in quel punto che hanno operato per ore i sommozzatori dei vigili del fuoco, oltre le imbarcazioni della polizia. In cielo si è alzato anche l'elicottero del 115. Le ricerche si sono concentrate anche nella zona circostante a Burano e dei Tre Archi in centro storico.